Eccoci con Marco Mencarelli, CT della Nazionale Italiana Femminile, che ha appena guidato il Regional Day 2013 in Veneto. Qual è il bilancio di questa giornata? Il bilancio del Veneto è sempre un bilancio positivo, lo ribadisco da diverso tempo, da diversi anni. Abbiamo avuto due gruppi. Col primo gruppo abbiamo stravolto la programmazione tecnica dell'allenamento del Regional Day proprio perché la qualità delle giocatrici che presenziavano l'allenamento ci ha indotto a fare un vero e proprio allenamento, come se fosse una squadra in realtà, più che una struttura del Regional Day. Il secondo gruppo è stato una via di mezzo tra quello che di solito è l'allenamento del Regional Day che utilizziamo per fare le nostre valutazioni sulla motricità di base e invece una situazione un pochino più tipo squadra, per cui vuol dire che anche il secondo gruppo ostentava delle qualità di base, di partenza decisamente alte. Il Regional Day nel Veneto è sempre un Regional Day importante. Adesso affronteremo qualche considerazione con gli allenatori perché ho notato che ci sono delle cose su cui dobbiamo confrontarci un attimo in termini tecnici, però sicuramente l'aspetto qualitativo è sempre molto elevato. Tutti gli aspetti che sono emersi oggi, quali sono quelli più positivi? Gli aspetti più positivi sono il rapporto tra il controllo delle tecniche individuali e la dinamica di gioco, nel primo gruppo in particolare. Nel secondo gruppo abbiamo la motricità, diciamo quella che noi chiamiamo la motricità di base, che parte da un livello molto elevato. Quindi lo stato di salute pallavolistico del Veneto com'è? A me sembra, certo è difficile giudicare il movimento pallavolistico del Veneto da una base così ristretta di giocatori, anche perché rappresentano un'elite, quindi se quello che vedo rappresenta la regione è in salute. Quindi bisogna vedere quanto questa elite si discosta da quella che è la struttura media del movimento giovanile femminile del Veneto. Ecco. Ok, quanto è importante lavorare sui giovani in questo momento particolare, globale diciamo, non solo del volley? Io sono uno che lavorava con i giovani nel momento in cui la pallavolo era considerato uno sport ricco. Adesso nel clima di ristrettezze economiche mi sarebbe anche difficile probabilmente cambiare idea. Per cui sì, credo che lavorare con i giovani sia un elemento fondamentale, ma non è fondamentale solo da un punto di vista di contenimento delle risorse, è fondamentale secondo me anche per creare la continuità nel tempo e creare quindi la cultura da un lato e dall'altro per fare in modo che a una certa età non si tenda, cioè l'atleta esperto non tenda a considerarsi scontato e determinante, quindi a fare in modo che l'atleta esperto non sia poi alla fine una figura a cui tutto è dovuto solo perché ha dell'esperienza da mettere in gioco. Insomma. Quindi è un meccanismo determinante per la competitività in se stessa. Quanto è importante lavorare a partire dalla radice, quindi dai club, dai selezionatori, dai comitati provinciali fino al regionale? Quindi... No, credo che il movimento che parte dai club credo che sia imprescindibile, quindi la qualificazione degli allenatori che operano nei club da un punto di vista tecnico credo che sia un'operazione imprescindibile. Proprio non si può fare diversamente, basta pensare che io queste ragazze qui del Veneto le vedo una volta all'anno, quindi è praticamente impossibile che per un allenatore che vede una volta all'anno dare un input qualitativo. Già qualcosa in più riescono a fare le strutture del comitato regionale, della selezione regionale, forse qualcosina anche il contributo dei selezionatori provinciali, dipende un pochettino da quanta attività fanno. Ma io dico sempre che il grosso del salto di qualità dipende dall'allenatore del club e dallo spirito con cui le ragazze vivono questa attività formativa. Insomma. Allora ringraziamo Marco Mencarelli e a presto. Grazie a voi. Ciao.